Siamo a Cagliari, presenti al convegno organizzato da CNA che presenta la ricerca sul tema l'economia della Sardegna, dell'artigianato e della piccola media impresa, dove verrà presentata la ricerca realizzata dal centro studi di CNA Sardegna. Come sempre, i dossier presentati dall'Associazione Artigiana possono essere definiti una fotografia ad alta definizione dell'andamento del contesto economico sardo. Coordina i lavori il segretario regionale di CNA, Francesco Porcu. Apre il convegno il presidente regionale CNA, Luigi Tomasi. Per l'importanza della ricerca sono presenti ospiti e relatori di rilievo, il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Piero Comandini, Emanuele Cani, assessore all'industria, Carla Medau, capo gabinetto dell'assessorato al turismo, artigianato e commercio, Barbara Manca, assessore ai trasporti. Oggi sono presenti parecchi componenti della giunta regionale. Per cui, oltre alla presentazione dei dati, quali sono le considerazioni di CNA, ma soprattutto le richieste? Allora, noi richieste solitamente non ne facciamo un po' di suggerimenti e ci mettiamo a disposizione sempre della giunta regionale per qualsiasi cosa che riguarda il nostro mondo. Però dal momento che ci sono qualcosina gliela chiediamo e chiediamo di cambiare passo, di non fare tutto quello che si è fatto in 20 anni, di metterci un po' a passo della nostra economia che sta andando un po' a picco quando è finito il super bonus. Purtroppo è normale, se loro non mettono in campo delle risorse pubbliche per poter tenere almeno non dico come quando c'è il super bonus, ma almeno attenuare un po' il calo, probabilmente andremo male. Dalla ricerca presentata da Antonio Mura, direttore tecnico Cresme, si evince che il 2024 potrebbe rappresentare il 16° anno consecutivo di calo per il sistema artigiano della Sardegna e comunque un anno molto difficile per l'economia isolana in genere. Dall'inizio della crisi finanziaria globale del 2008, la Sardegna ha perso oltre il 21% delle sue imprese artigiane, passando da 43.000 a circa 34.000 aziende. Prosegue la tendenza negativa nel manifatturiero, nel commercio e nei trasporti, stabili le imprese di costruzioni. Le prospettive per il 2024 risultano meno ottimistiche, con una previsione di crescita del PIL pari allo 0,5% a causa della riduzione dei benefici del superbonus e dell'interruzione del meccanismo di cessione del credito d'imposta. La ricerca evidenzia una spesa privata ancora limitata, penalizzata dall'elevato costo del credito e dall'indebolimento del potere d'acquisto delle famiglie. Secondo il dossier della CNA Sardegna, la nostra regione potrebbe chiudere l'anno in corso con un livello del PIL superiore del 2,4% a quello prepandemico, dato molto distante dal più 3,7% medio nazionale. Nel 2023 il 35,7% delle famiglie sarde ha dichiarato all'Istat di avere risorse economiche insufficienti o scarse, evidenziando una crescente fragilità economica del tessuto sociale isolano. Inoltre, il tasso di interesse per i prestiti alle imprese sarde destinati a progetti di investimento ha toccato
il 6,5%, il più elevato tra le regioni italiane. I dati del rapporto del CNA confermano quello che è il tessuto della piccola e media impresa in Sardegna, fatto da poche unità e un fatturato abbastanza ridotto. Però è la nostra realtà che non possiamo cambiare e non dobbiamo cambiare, perché la Sardegna, così come è conosciuta sulla sua identità turistica, di ambiente e di qualità della vita, è conosciuta anche per il manufatturiero fatto da piccole e medie imprese. Noi quindi dobbiamo lavorare come politica, come istituzione, per migliorare i servizi da dare a queste imprese e soprattutto per facilitare l'accesso al credito, che continua a essere il problema principale degli artigiani e delle piccole imprese. Accesso al credito più agevolato, servizi e un sostegno nel affrontare i nuovi mercati esteri. L'introduzione dell'intelligenza artificiale potrebbe generare nuove opportunità, ma la trasformazione porterà ad una riduzione fino al 10,3% dell'occupazione attuale, con una perdita netta stimata di 59.253 posti di lavoro. Per sostenere questo processo di trasformazione bisognerebbe promuovere politiche di formazione e riqualificazione, favorendo l'inclusione dei lavoratori nei settori emergenti. L'intelligenza artificiale costituirà, già sta succedendo, un momento di grande innovazione e di sviluppo per le nostre imprese, quindi la Regione Sardegna deve essere al passo con i tempi, deve avere la grande capacità di essere connessa al nuovo mondo dal punto di vista produttivo e industriale che si sta affacciando, quindi deve innanzitutto organizzare dei grandi piani di formazione per le persone che magari non potranno più fare il lavoro che facevano prima e quindi dovranno essere riqualificate, e ovviamente dovrà anche mettere a disposizione tante risorse perché anche le imprese possano innovarsi rispetto alle nuove e moderne tecnologie. Alla fine di settembre del 2024 il numero di imprese attive censite in Sardegna era pari a poco più di 143.000, ovvero 1.700 aziende in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Oltre il 60% delle imprese artigiane del campione ha un fatturato inferiore a 100.000 euro. La CNA Sarda stima un volume d'affari complessivo della categoria di circa 7 miliardi di euro, che, considerando le ultime indicazioni sull'andamento dell'economia per il 2022, rappresenterebbe circa il 19% del prodotto interno lordo regionale. Quale miglioramento in merito alla trasformazione, il miglioramento dei trasporti interni e soprattutto la continuità territoriale? Allora, come diceva qualcuno molto più autorevole di me, non c'è nessun buon vento per un navigante che non sa dove andare. In Sardegna non abbiamo un piano regionale dei trasporti che abbia completato tutto l'intero iter dagli anni 90, l'ultimo è del 2008, ma come sappiamo non è passato in Consiglio, quindi sicuramente dovremo portare avanti il piano regionale dei trasporti, che è quello strumento all'interno del quale la Regione può definire la propria strategia per quanto riguarda sia i trasporti interni che ovviamente la continuità territoriale. La continuità territoriale ovviamente ha anche altri strumenti più specifici, che sono appunto i decreti ministeriali che la Regione Sardegna assieme al Ministero concorda con la Commissione europea. Ad oggi noi abbiamo una continuità territoriale che si basa su un decreto ministeriale del 2021 che come ben sappiamo non soddisfa la nostra domanda, ha tanti elementi su cui ci lascia insoddisfatti. Noi vogliamo che il cittadino sardo, così ovviamente anche il mondo delle imprese della Sardegna, abbia certezza dello spostamento. Questo non avviene perché ovviamente il decreto del 2021 per una serie di motivi è, al nostro parere, ma in maniera oggettiva, sottodimensionato. Noi stiamo lavorando per il nuovo decreto che sarà la base per il bando che poi vedremo in esercizio dall'autunno del 2025. Concludendo, CNA attende scelte strategiche dal governo regionale,
il piano regionale di sviluppo che indicherà la nuova programmazione per l'intera legislatura, il documento di economia e finanza, la legge di stabilità per il 2025, il piano energetico e quello dei trasporti attesi da molto tempo. Le aspettative sono alte, non solo di CNA ma insomma del sistema Sardegna. Noi ci auguriamo una fase nuova, abbiamo un nuovo governo regionale, si avvia una legislatura. Dal nostro punto di vista deve essere una legislatura che abbia un profilo costituente, che sulle grandi questioni, quindi per esempio il rapporto con lo Stato, decisive per avviare a soluzione tanti dei problemi che noi strutturalmente abbiamo a livello economico in Sardegna, è necessario che si crei, insieme alla necessità di avere delle riforme di struttura, è necessario che si crei un clima anche bipartisan che consenta alle forze di maggioranza e di opposizione di affrontare i nodi di questi problemi. Noi ci auguriamo che la legislatura ponga in atto a partire da queste settimane e dai prossimi mesi, attraverso quegli atti di programmazione che sono attesi, l'avvio di questo processo di modernizzazione. Li abbiamo indicati da tempo, uno degli snodi centrali sarà il tema della pubblica amministrazione. Tutti dicono che abbiamo risorse da spendere ed è vero, abbiamo però un problema: non riusciamo a spenderle e soprattutto la nostra spesa non è di qualità, e quindi serve avviare anche un processo di riconfigurazione della macchina pubblica per poter poi gestire una politica di programmazione di lungo e medio periodo che dia risposte ai sardi in una particolare congiuntura che è difficile e che, come sappiamo, è segnata da quei processi di trasformazione profonda che impattano su cittadini e imprese. Il riferimento anche nella giornata, nella discussione di oggi, è alla transizione energetica, alla rivoluzione digitale e quindi alla necessità di avere un ambiente che metta alle imprese di poter competere sui mercati internazionali.